data storica con cui scriviamo una pagina importante per il Veneto. Finalmente il 22 di ottobre tutti i veneti sono chiamati a pronunciarsi sull'autonomia del Veneto e come Forza Italia auspichiamo che ci sia un grande risultato, un plebiscito a favore dell'autonomia del Veneto. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, sostiene convintamente questo referendum per l'autonomia del Veneto perché ritiene non ci sia nessuna incompatibilità tra le richieste di autonomia per il Veneto e la difesa del valore dell'unità nazionale. Oggi è giornata storica, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato l'indizione del referendum per l'autonomia che, come ormai è noto a tutti, si svolgerà il prossimo 22 ottobre. Ma diciamo che da grande sostenitore dell'autonomia del Veneto, ormai avevo 18 anni quando ho iniziato questa battaglia affettiva proprio per la nostra terra. Arrivare a questa data è emozionante, è qualcosa che aspettavo da tanti anni e finalmente i veneti hanno la possibilità di dire cosa vogliono del loro futuro e quale sia il loro futuro. È un referendum dei veneti e questo è importante ricordarlo. Oggi è una data importante perché comincia un percorso, noi dobbiamo sapere che questo è solo l'inizio di un percorso. Io ho scarsa fiducia sulle capacità di Roma di ascoltare le esigenze del nostro popolo, di conseguenza credo che l'arma dell'indipendenza debba essere tenuta sempre pronta. Io credo che la soluzione di tutti i problemi del Veneto sia l'indipendenza. Mettiamo alla prova Roma e vediamo cosa succede, però noi siamo pronti anche per la soluzione indipendenza. È un obiettivo importante, una tappa che inesperata. Io mi devo dire che ho il piacere anche di aver avviato questo processo sulla presentazione della legge, il disegno di legge poi divenuta legge sull'indipendenza, e forse se allora non avessimo avuto il coraggio di osare una richiesta referendaria per sentire la volontà dei veneti sull'indipendenza, forse oggi nemmeno saremo qui a parlare di autonomia. È già un passo in avanti, io sono sicuro che tutti i veneti risponderanno con grande forza, con grande determinazione, perché è un'occasione certamente unica da non perdere. È un'occasione, sicuramente una data fondamentale, siamo quasi addirittura emozionati anche come consiglieri e come consiglieri del Veneto per quello che è stato deciso e firmato oggi, l'atto formale di convocazione delle urne da parte del Presidente Zaia. Quindi questo è solo il primo passo per un viatico importante per tutti noi e anche per tutti i veneti.